Grazie Presidente. Come ricordato siamo all'ennesima proroga del piano faunistico venatorio, un vecchio piano faunistico venatorio, approvato nel lontano 2007 con la legge regionale numero 1 del 5 gennaio 2007, pubblicata il 9 gennaio del 2007, un piano scaduto il 9 gennaio del 2012. Siamo nel 2016. Poi sopravvissuto fino ai giorni nostri con proroghe su proroghe su proroghe più o meno legittime. E oggi siamo qui in Consiglio regionale al posto di provvedere all'approvazione del nuovo piano ad approvare l'ennesima proroga. Vogliamo pertanto prorogare per l'ennesima volta un piano che si basa su dei dati dei piani faunistico-venatori provinciali, perché dobbiamo ricordare che il piano faunistico-venatorio regionale alla fine è un assemblaggio dei piani faunistico-venatori provinciali che sono stati redatti tra gli anni 2004 e 2005, approvati dopo 2 anni. Quindi proroghiamo un piano superato da circa 12 anni. La pianificazione faunistico-venatoria prevista dalla legge nazionale sulla caccia, la 157 del 1992, prevede che i piani abbiano una durata di non oltre 5 anni. Si propone perciò al Consiglio di andare in deroga a una norma statale molto precisa a riguardo. Questo piano, che puzza di stantio da quante volte è scaduto, non è aggiornato alle nuove situazioni ambientali ben diverse da quanto accadeva nel 2007, o meglio, quanto accadeva nel 2004. Il territorio del Veneto in questi 10 anni e più è stato interessato da forti modifiche. Ingenti quantità di suolo consumato è stato perso irrimediabilmente, sottraendo importanti superfici alla fauna selvatica e ai cacciatori. Tant'è che lo stesso Presidente Zaia ha presentato una legge sul consumo del suolo, ora in esame in seconda Commissione Ambiente, proprio all'inizio di questa legislatura, tanto per dire quanto importante sia stato in questi anni il depauperamento del suolo. Poi importanti territori campestri sono stati tagliati e spezzettati in più tronconi a causa della realizzazione di importanti opere stradali, come ad esempio la Vallastico Sud, solo per esempio, la superstrada pedemontana veneta, che hanno spesso frazionato campagne ed istituti faunistico-venatori come gli ambiti territoriali di caccia, le osi di tutela naturale, le zone di ripopolamento e cattura, riserve e quant'altro. Anche gli effetti dovuti ai cambiamenti climatici, con il susseguirsi di estate piovose e fresche, o al contrario estati secche e torride, o addirittura inverni caldi e aridi, hanno comportato importanti mutamenti sulle dinamiche delle popolazioni faunistiche, sul loro trend demografico e anche sull'andamento migratorio. Nel frattempo si sono affacciate nella nostra regione specie considerate prioritarie dalla direttiva Habitat come il lupo, l'orso, la lince, che sono classificate come particolarmente dalle norme nazionali, particolarmente protette. Oppure altre come la nutria considerate dannose. Anche la popolazione del cinghiale in alcune aree pare aver subito importanti incrementi. Nel contempo le popolazioni di molte specie, in particolare di uccelli migratori, sono quasi sparite dal nostro territorio. Molta della fauna presente in abbondanza 10 anni fa, 10-12 anni fa, ora è diminuita fortemente o è quasi sparita. Porto solo a titolo di esempio l'allodola, specie cacciabile attualmente, considerata in declino in tutta Europa. I passeri, ad esempio il passero d'Italia, la passera mattugia, cacciabili addirittura con la caccia in deroga in Veneto per diversi anni e oggi pressoché scomparsi. Risulta evidente che prorogare ancora un piano faunistico venatorio del 2007 significa andare contro la norma nazionale, la 157 del 92, ma soprattutto contro il buonsenso, colleghi. Abbiamo delle aree considerate protette ed utili a raggiungere le percentuali minime di territorio protetto che gridano vendetta. Centri abitati, zone industriali, aeroporti militari e specchi d'acqua dove la fauna mai e poi mai, come previsto per la legge, utilizzerà per sostare, alimentarsi e riprodursi. Volete prorogare il piano di un altro anno, nonostante abbiate nei cassetti un piano faunistico regionale, lo ricordava il collega, già da tempo approvato dalla Giunta e frutto di un lungo lavoro di tutte e 7 le province del Veneto, ma anche da parte degli uffici regionali. Pare che non abbiate la forza di approvare questo piano perché qualcuno lo vuole rivedere a modo suo, giocando così anche sulle tasche dei cittadini veneti, dato che quel piano
è costato decine di migliaia di euro. E il pretesto di questo suo congelamento diventa l'inclusione nel suo interno delle norme sui danni da fauna selvatica. Danni utilizzati e sventolati ripetutamente per condizionare in maniera strumentale l'opinione pubblica in merito alla questione della caccia. Sì, cari colleghi, i danni alla fauna selvatica vengono utilizzati a volte, ma non sempre, per giustificare la caccia anche nei confronti di molte specie che di danni non ne hanno mai fatti. Dovete sapere che i danni causati all'agricoltura sono soprattutto opera di specie oggetto di ripopolamenti venatori come la lepre, il fagiano, il cinghiale. Per quest'ultimo i ripopolamenti sono stati fortunatamente vietati da poco a livello nazionale con norma statale. Ebbene, la specie, colleghi, che svetta prima in classifica per i danni all'agricoltura, stante ai dati forniti dagli uffici caccia e pesca, è la lepre, specie oggetto di emissioni anche con capi acquistati da allevamenti. Quindi dobbiamo rivedere anche questo fenomeno, cercare di capire le sue dinamiche e considerate che dai dati, gli ultimi a disposizione del 2010, siamo a un dato che vede un dato medio di 2 euro di danni ad ettaro e 15 euro di danni per azienda. Credo che i danni causati dai cambiamenti climatici, dalla siccità, i danni che verranno a queste aziende dalla siccità e la mancanza di acqua di irrigazione già denunciati a livello mediatico e di cui ne abbiamo anche parlato in Commissione Ambiente, siano veramente danni prioritari che meriterebbero maggiore attenzione. Questi qua, di questi animali, sicuramente, a mio avviso, non hanno questa importanza che possono avere i danni che l'agricoltura sta subendo, ha già subito. Pensiamo anche alle siccità di qualche anno fa, al fenomeno dell'aflatossina del mais, e pensiamo a quello che verrà nel prossimo anno. Questa proroga, e cambio tema, avrà anche effetti negativi sui diritti dei cittadini che in Veneto detengono dei terreni agricoli e che vogliono vietarne la caccia. La legge nazionale sulla caccia, la 157 del 92, l'articolo 15,3, e la nostra legge regionale sulla caccia, la legge 50 del 93, all'articolo 8,7, e il regolamento di attuazione di questo piano faunistico venatorio che andiamo a prorogare, approvato con legge numero 1 del 2007, all'articolo 21,1, prevedono la possibilità, colleghi, di vietare la caccia su domanda dei conduttori e proprietari da inoltrare alla Regione. Questo diritto, però, garantito dalle leggi, solo ed esclusivamente viene garantito dalle leggi, questa è una cosa molto importante, solo ed esclusivamente durante una breve finestra temporale di 30 giorni, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio sul bollettino ufficiale della Regione Veneto, il cosiddetto BOR, che tutti noi conosciamo, citato anche prima dai colleghi. Risulta evidente che questo sacrosanto diritto dei cittadini veneti viene negato da ben 10 anni, ovvero dall'ultima finestra temporale risalente a febbraio del 2007. Credo sia necessario approvare un emendamento che ho avuto cura di sottoporre e che ha avuto la firma anche di altri colleghi e che è stato sottoposto anche al vaglio dell'ufficio legislativo del Consiglio, che tra l'altro, dico, è l'unico presentato per questa legge, che consente finalmente il sacrosanto diritto a richiedere il diritto di caccia nei propri terreni, così come concesso dalle leggi statali e regionali che vi ho prima citato. Riaprendo quella benedetta finestra temporale di 30 giorni che l'Assemblea legislativa del Veneto ha chiuso in faccia ai cittadini da ben 10 anni, colleghi. La richiesta, tra l'altro, che deve essere corredata di divieto di caccia anche da una relazione tecnica sottoscritta da professionista abilitato, può essere fatta solo per dei casi limite. Pare che nell'ultimo piano faunistico abbia concesso questo divieto a circa 300-400 proprietari. Adesso se ne aggiungerebbero se la riapriamo, ma ricordo che è solo per alcuni casi limite e vi leggo quali sono questi casi limiti. Per le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente, quindi colture agricole specializzate. Per le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione della caratteristica dei sistemi stessi. Le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impegnate e degli strumenti utilizzati. Degli interessi economici, sociali e ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo. Quindi
Non la possono fare tutti questa domanda, ma solamente alcune categorie che hanno delle attività di particolare interesse che potrebbero essere in qualche modo pregiudicate dall'attività venatoria. Le associazioni che tutelano l'ambiente, gli animali, soprattutto i possessori dei terreni agricoli, con particolare riferimento agli agricoltori, alle loro associazioni di categoria, si aspettano che in questa ennesima proroga venga inserita una norma che salva il diritto di chiedere il divieto di caccia in casa propria. Spero che questa Aula sappia far prevalere il buonsenso. Da troppi anni in quest'Aula si approvano in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica solo norme a senso unico. La legge 50 del 93 sulla caccia è stata ormai modificata una decina di volte e sempre solo a vantaggio non dei proprietari dei terreni, non degli agricoltori, non della fauna selvatica, ma solo esclusivamente del mondo venatorio. Parlo di appostamenti di caccia, richiami vivi, allevamenti di fauna selvatica e quant'altro. Quindi, colleghi, vado alla conclusione. Quello che vi chiedo altro non è che applicare la legge una volta tanto anche per i cittadini del Veneto, cittadini onesti, cittadini che contribuiscono con le proprie tasse alle entrate dello Stato e della nostra Regione.